Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati nell'appuntamento con le stelle del giorno, le stelle di Radio.0. Ritorniamo a sentire cosa ci raccontano in questo lunedì. Apriamo la settimana insieme a loro. Un buon ascolto. Iniziamo dall'Ariete. Difenderete con fierezza le vostre opinioni frutto di creatività ed esperienze. La dimostrazione che avete ragione non si farà attendere. Occhio a Marte contrario, perché farà di tutto per buttare benzina sul fuoco del malumore. Ci vuole oggi decisamente molta calma. Toro, con la luna in sestile a Marte vorreste che un vostro collega di lavoro fosse più scattante ed efficiente, ma dovrete trovare il modo giusto per dirglielo. Una volta ristabilita la pace e ripristinato un clima rassicurante, non è consigliato dormire sugli allori. Gemelli, Venere vi vuole felici, vi infonde un'ondata di energie positive che sfrutterete per andare incontro agli altri con amabilità e buona disposizione d'animo. Non farete proprio nulla che non piaccia anche a chi fa battere forte il vostro cuore, ricercate una certa armonia. Cancro, la luna addolcirà Marte con un sestile, voi vi porrete verso un familiare con sincerità, generosità e puntando a un dialogo profondo. Potreste trovarvi a fare delle scelte che sottintendono cambiamenti, siate quindi flessibili e disponibili. Leone, con la luna in Toro sarete un po' distratti con chi amate, la colpa sarà da addebitare alla voglia di spezzare la routine e di vivacizzare la giornata. Se non andrete solo a caccia dei suoi limiti, con Venere in Gemelli constaterete che il vostro partner è perfetto. Vergine, c'è una persona che da tempo con pazienza aspetta un vostro cenno per avvicinarsi, è il momento di dargli una chance, se la merita di tutto cuore. La dolce metà inoltre esprimerà i propri timori, ma voi non avrete voglia di condividerli oggi e andrete a tagliare corto. Bilancia, appena vi sarà possibile scappate e fate un tuffo nella natura, in questo periodo meravigliosamente rigogliosa per trarne benessere e ispirazione. Oggi avrete l'occasione giusta per dimostrare riconoscenza a chi vi ha sempre aiutati, ne sarà molto felice. Scorpione, affrontate con la maggiore lucidità possibile gli intoppi quotidiani e prestate attenzione anche ai dettagli per evitare fastidiosi contrattempi. Il nervosismo dovuto a una luna birichina nel segno del Toro appesantisce oggi l'atmosfera familiare. Sagittario, se pensate ancora a una storia del passato e non riuscite a dimenticarla, tentate un riavvicinamento, magari la fiamma della passione arde ancora. Venere vi infastidisce dai Gemelli e chi vi è accanto si sente un po' trascurato, puntate su piccoli ma intensi gesti d'amore. Capricorno, il partner ammira la grande calma con cui affrontate le circostanze della vita, ma fate in modo che non si trasformi anche in distacco nei suoi confronti. Urano dal Toro vi rende disponibili alle novità, idee ed emozioni, spazi da migliorare e progetti nuovi da far nascere da zero. Acquario, ci sono lati del carattere di chiamate che non vi entusiasmano, ma con Venere e Giove a vostro favore oggi ritroverete un'intesa perfetta. Per merito di Mercurio complice, inoltre oggi saprete stare alla larga da complicazioni di ogni tipo. Pesci, la vita di coppia procede con qualche scossone, non è il periodo migliore per affrontare questioni impegnative, se possibile rimandateli a data da destinarsi. Pazientate, presto ritroverete l'armonia a due, gli sguardi torneranno a posarsi anche su chi è single. E tutto quindi per oggi dalle stelle del giorno, le stelle di Radio.0 vi augurano una buona giornata e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0